Abbiamo sicuramente da alcuni giorni la possibilità di trattamento per via orale con una compressa che viene somministrata 2 volte al giorno per 5 giorni, 4 compresse 2 volte al giorno per 5 giorni, e che però è indicata solo a pazienti che hanno dei fattori di rischio per un Covid severo. Questo è molto importante ricordarlo, è lo stesso gruppo di pazienti che aveva diritto alla terapia con gli anticorpi monoclonali. È l'ultima frontiera nel trattamento del Covid, una compressa arrivata ieri nelle farmacie degli ospedali veneti e oggi a disposizione dei medici. Rispetto solo a pochi mesi fa, sono ora 5 le diverse terapie utilizzate nel trattamento della malattia, 3 anticorpi monoclonali, un farmaco endovenoso e la pillola. In arrivo anche un nuovo anticorpo monoclonale a durata prolungata. Invece di una durata nel sangue di circa 3 mesi, ha una durata di 1 anno. Questo anticorpo potrebbe essere essenziale per i soggetti che non rispondono al vaccino o per quelli che non si sono potuti o non si sono voluti vaccinare. E a proposito di terapie, il membro del CTS regionale interviene sulla discussione intorno all'ivermectina, farmaco che spesso i pazienti Covid e Novax utilizzano per curarsi a casa. Ci sono alcune terapie come l'ivermectina, la zitromicina, l'idrossiclorochina, che studi hanno dimostrato che sono inutili se non addirittura dannosi. Tutto questo in uno scenario epidemiologico completamente cambiato. Io vedo una malattia nettamente diversa, Omicron, e ha una forma nel vaccinato fondamentalmente simile influenzale. Vedo una malattia Covid nel vaccinato che è completamente diversa da quella che vedevo 8 mesi fa. Continuo però a vedere pazienti non vaccinati che acquisiscono la variante Delta e vedo lo stesso identico quadro che vedevo 9 mesi fa.